termine della campagna dei beni del cuore, in cui la torre campanaria è risultata al primo posto in provincia, abbiamo fatto un sopralluogo oggi, appunto io, Daniel, il nostro capo delegazione del FAI, la Barbara Pregnolato che sta redigendo un progetto di memoria che costituisce appunto l'identità del paese, e Davide Marangoni come rappresentante del municipio. Allora, sul successo di questa petizione fatta appunto attraverso il FAI c'è un progetto che appunto gli amici del FAI stanno proponendo al comune, e speriamo che possa venirne in buon esito. Assessore, lei cosa ne pensa? Beh, penso che l'iniziativa sia molto importante, anche perché l'amministrazione, come sa anche Luigi, da tempo sta ragionando sui monumenti, su quei pochi monumenti che ha, e sta cercando di valorizzarli. Grazie a Luigi e al FAI abbiamo ottenuto questo importante risultato delle votazioni, ma soprattutto anche ha permesso di ottenere una certa risonanza questo monumento locale, e quindi noi come amministrazione stiamo facendo il possibile per arrivare a un completo recupero e renderlo fruibile alla cittadinanza. Con Daniel Fusaro, capo delegazione del FAI di Rovigo, tante cose si fa fatica a recuperarle, tante ville importanti del nostro passato remoto sono purtroppo in condizioni veramente tragiche, e poi voi del FAI state cercando di valorizzare tutto questo, per esempio anche questa torre campanaria. Lei dal suo osservatorio vede un interesse particolare della gente, ma soprattutto anche nelle giovani generazioni? C'è sempre molta più sensibilità sulla gente, sull'argomento, sia sulla cultura che sull'ambiente, come vediamo ultimamente. Un esempio può essere anche Plastic Free, che è una situazione nata da poco ma sta avendo un grosso successo sul territorio. Insomma, diciamo che ogni singolo cittadino si sta impegnando per fare del suo per il collettivo. L'esempio di Luoghi del Cuore è nato proprio da questa richiesta, perché era la gente che chiedeva di sistemare alcuni luoghi abbandonati, e di conseguenza negli anni nell'ultimo censimento del 2020 ha superato i 2 milioni di voti, quindi una grossa sensibilità da parte del pubblico. Molti luoghi hanno superato appunto i 2000 voti da parte del censimento, e di conseguenza potranno, se ritengono opportuno, partecipare al bando. I tempi sono un po' stretti, però insomma ognuno si sta muovendo per fare il possibile, insomma. Barbara Pregnolato, architetto, volontario del FAI, lei ha presentato anche un progetto importante, più o meno può dirci a grandi linee di cosa consiste? Allora, diciamo che sto dialogando un po' sia con il FAI sia con l'amministrazione comunale, che è proprietaria di questo bene, per portare a termine un progetto di valorizzazione, perché il restauro è da completare, ma quello che è l'intenzione di tutti è anche di rendere questo piccolo bene del cuore anche un luogo fruibile e che abbia un significato per la comunità, che quindi sia valorizzato al meglio.